Venerdì 8 agosto gli investigatori torneranno nella casa di Via dei Lotti a Gemona, dove si è consumato il delitto di Alessandro Venier e l'occultamento del cadavere, sezionato in 3 parti, messo in un bidone dell'immondizia e ricoperto di calce. Lorena Venier, mamma della vittima, e Melin Castro Monsalvo, la compagna, sono indagate per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dall'aver commesso il fatto in presenza di una minore in casa, la bambina di 6 mesi, figlia della coppia, e dal legame con la vittima. Contestati anche il vilipendio e l'occultamento di cadavere. Gli investigatori dovranno cercare riscontri al racconto fatto da Lorena Venier, finora unica a parlare con il sostituto procuratore Giorgio Minillo e poi con il giudice per le indagini preliminari Maria Rosa Persico. Lorena ha raccontato tutte le fasi dell'omicidio, del depezzamento e dell'occultamento del corpo. I reparti scientifici cercheranno di ricostruire la scena del delitto e dare al magistrato le risposte che possano permettere di confermare le circostanze descritte dalla donna. La procura intanto ha fissato anche la data dell'autopsia, che si farà il 12 agosto. Ad eseguire l'esame sui resti di Venier sarà la dottoressa Francesca Sinopoli, che a sua volta si avvarrà per la parte tossicologica del dottor Riccardo Addobbati. Le parti hanno nominato i loro consulenti di fiducia. Per Lorena Venier l'avvocato Giovanni Denardo ha affidato l'incarico al dottor Massimiliano Manzutti, mentre sarà Lorenzo Desinan a partecipare su incarico di Federica Toselle e Francesco De Carlo per Melin Castro Monsalvo.